Con il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, l'ha detto prima, 70 anni di appunti per questa Ascom di Montebelluna e dei 22 comuni che fanno riferimento, un'eredità davvero importante. È un'eredità di valori che ha questo territorio, queste comunità, queste aziende, queste nostre imprese e anche questa associazione, trasmessa da uomini per i prossimi 70 anni che ci vedranno ancora protagonisti qui a Montebelluna e sulla delegazione dei 22 comuni. Con Roberto De Lorenzi, presidente della delegazione di Montebelluna di Ascom. Ecco, la forza di Ascom a Montebelluna è stata proprio questa, non solo assistenza amministrativa ma tante iniziative culturali e sociali che vi hanno contraddistinto. Sì, ma questo non è solo merito nostro, ma è soprattutto merito del territorio che abbiamo trovato, di questa parte della provincia di Treviso che è particolarmente sensibile a questi tipi di sollecitazioni, anzi sono loro stessi che le chiedono perché le iniziative partono spesso da gruppi associativi e quindi noi facciamo solo quello che in sostanza è il nostro compito, quello di collaborare, sostenere e possibilmente suggerire le soluzioni migliori. Col signor Marchesini, un referente storico dell'Ascom Confcommercio di Montebelluna, un'esperienza, il suo mandato davvero importante e significativo, che cosa porta nel cuore? Ma le esperienze che ricordo con piacere sono quelle che ho citato prima del passaggio anche epocale della trasformazione del servizio della gestione dei rifiuti, che ha toccato molto le attività commerciali, non solo dal punto di vista dei costi ma proprio anche nelle modalità di gestione della raccolta dei rifiuti, perché è stato uno dei primi territori in Italia a passare dalla raccolta tradizionale al sistema porta a porta puntuale e conseguentemente anche alla tariffazione puntuale, quindi devo dire che abbiamo accompagnato anche l'ente gestore sia in questo territorio che anche nel territorio del quartiere del Piave con Savno in questo tipo di percorso, perché le nostre attività hanno esigenze diverse da quelle delle famiglie e ovviamente con un occhio sempre attento a quelli che sono i costi, e devo dire che la nostra collaborazione con chi gestisce questi servizi è stata apprezzata. Con Cristian Brugnaro, nuovo referente per quanto riguarda l'Ascom Montebelluna, tante sfide, un'eredità pesante però importante anche. Quali sono le sfide che lei vorrà portare avanti? Le sfide sono quelle di qualificare la centralità dell'associato, tema importante, fondamenta della nostra nuova politica associativa, il quale si sviluppa in due principi molto importanti: centralità dell'associato e centralità dei territori. Un esempio di territorio è la città di Montebelluna, la quale qualifica gli esercizi commerciali all'interno del centro storico, cerca di raggruppare più persone possibili all'interno del centro storico per dare vita alle piccole e medie strutture. D'altro canto non dimentichiamo nemmeno l'altro territorio a nostro contiguo, che è il territorio dell'Asolano, che fa parte dei nostri 22 comuni che rappresentano la nostra delegazione. Sindaco, Montebelluna è un centro commerciale naturale e questa intuizione delle varie amministrazioni ma anche di Ascom è stata vincente. È stata un'intuizione vincente perché ha significato dare un nome e un'identità a un gruppo di persone che operano in uno stesso contesto. Di qui l'esigenza di dare una riconoscibilità a Montebelluna con la rigenerazione urbana che abbiamo portato avanti e la pedonalizzazione, di qui l'esigenza adesso di fare azione di marketing tutti assieme, pensando che Montebelluna non è autosufficiente perché in realtà è il capomandamento di un territorio molto più ampio, ricco di altri valori, e quindi Montebelluna non da sola ma con tutti i comuni contermine.